Stand della Regione Veneto, Frutta e Logistica 2023, una visita allo stand da parte del sottosegretario Patrizio La Pietra, che si è incontrato con il presidente di Ortomercato Chioggia, Giuseppe Boscolopalo. Andiamo a sentire cosa hanno detto al nostro microfono. Una visita qui allo stand della Regione Veneto del sottosegretario Patrizio La Pietra, e saluto anche Giuseppe Boscolopalo, presidente dell'Ortomercato di Chioggia. Allora, sottosegretario La Pietra, una bella realtà anche questa del Veneto, e naturalmente lei è stato subito sottoposto a una serie di questioni importanti. Qual è la situazione? Vogliamo fare un bilancio di queste sue prime ore di visita qui a Frutta e Logistica 2023. Fare un bilancio è ancora presto. Sicuramente quello che ho trovato visitando tutti gli stand, parlando con gli imprenditori, parlando con i responsabili regionali, è la grande voglia di questa italianità da rappresentare nel mondo. È un valore immenso, un valore unico che noi come governo abbiamo il dovere e vogliamo sostenere, perché è sicuramente, come posso dire, è quel motore in più, è quella spinta che ci dà per rappresentare le eccellenze dell'agricoltura in Italia. Poi ogni regione, ogni situazione proprio ha la sua specificità, le sue criticità, ma questa è proprio la ricchezza del nostro sistema agroalimentare. Presidente Boscolopalo, una realtà importante la vostra, presente qui a Berlino, e una visita gradita quella del sottosegretario, a cui che cosa volete chiedere? Quale aiuto chiedete alle istituzioni? Guarda, intanto è un piacere, no? Incontrare un sottosegretario in questa fiera, che è la fiera più importante del mondo. Ma ancora prima di chiedere, io ho già ricevuto dal sottosegretario, quando prima ha parlato che bisognerebbe riorganizzare il sistema di mercati in un'ottica di squadra nazionale. Questa è una cosa importantissima, perché i mercati in Italia, che siano centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, mercati della produzione, sono una ricchezza, e metterli in rete sarebbe veramente una grande cosa, perché siamo i ricettari del territorio, tra l'altro. In chiusura, come vogliamo rispondere al presidente Boscolopalo, sottosegretario? Ha già risposto lui, perché non mi ha fatto la domanda, l'ho anticipato io proprio nell'esprimere questo concetto. Quindi noi siamo arrivati al Ministero, ci stiamo rendendo conto un po' di tante situazioni che ci sono, stiamo riorganizzando, ma soprattutto quello che vogliamo fare è riuscire in questi anni. Non lo possiamo fare certamente dalla mattina alla sera, non abbiamo la bacchetta magica, ma vogliamo dare un piano strategico nazionale vero all'agricoltura, cioè vogliamo riuscire a rilanciare questo prodotto, ma per farlo bisogna farlo avendo degli obiettivi. Fino ad oggi credo che questi obiettivi siano mancati da un punto di strategia nazionale, sono mancati dalle istituzioni. Gli imprenditori hanno le idee chiare, fino ad oggi sono riusciti ad andare avanti da soli. Noi a oggi vogliamo dare un aiuto concreto per riuscire a raggiungere traguardi sempre più forti. Grazie e buon lavoro al sottosegretario Patrizio La Pietra e a Giuseppe Boscolopalo dell'Ortomercato di Chioggia. Grazie.